Si chiude dunque la serata al Savio con questa corsa riservata ai gentleman. First Lady La Torre, Flamme de Feu, Fernandel Mick, Fender Black in prima fila, Fabio Enzo, Jet, Figaro del Circeo, Felina C, Furia Light, Formidabile, CAF e Face to Face SBF. Questo lo schieramento di partenza con i ritiri di Fabulous Fi e Fabiana Stecca. Corsa abbastanza incerta, macchina che lascia andare i concorrenti, no, scusate, c'è l'errore di Fernandel numero 3 Fernandel Mick, davanti ci va subito Flamme de Feu, all'esterno rimane Fender Black che poi cerca di sistemarsi in schiena, ma c'è la presenza di First Lady La Torre che glielo impedisce e così Fender Black costretto ad andare subito all'attacco, o perlomeno all'esterno di Flamme de Feu, che è uno degli avversari dichiarati sicuramente. Fender Black insiste al suo esterno, a contatto rimane First Lady La Torre, poi c'è Figaro del Circeo che segue direttamente le mosse di Fender Black e se ne vanno i primi 600 di gara completati in 46 netto. Vantaggio si mantiene Flamme de Feu, all'esterno Fender Black con in schiena Figaro del Circeo, poi alla corda è sempre First Lady La Torre, all'esterno anche Face to Face FBF. ...800 metri completati e ora il chilometro viene coperto in 1:16,3 con Flamme de Feu che mantiene a distanza Fender Black che non si dà comunque per vinto e a contatto rimane First Lady La Torre e all'esterno ancora Figaro del Circeo, poi Face to Face 400 all'arrivo con Fender Black che insiste su Flamme de Feu che replica, i due sempre tallonati da First Lady La Torre, poi Figaro del Circeo, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con in vantaggio sempre Flamme de Feu su Fender Black che attacca all'interno First Lady La Torre, finale con First Lady La Torre che prende il sopravvento e vince nei confronti di Fender Black al terzo. Potrebbe essere Face to Face su Figaro del Circeo, ma è da rivedere l'arrivo per il terzo. La vittoria invece per First Lady La Torre, Michela Rossi che sfrutta la scia di Flamme de Feu che poi cede abbastanza nettamente nel finale. Michela Rossi che alza la frusta, vedete, da una pacca First Lady La Torre. Il secondo posto per un ottimo Fender Black, mentre per il terzo dovrebbe essere il numero 12 Face to Face SBF ad aver avuto ragione di Figaro del Circeo. Vittoria dunque per Michela Rossi, First Lady La Torre, Salvatore Valentino al training per la scuderia La Torre SRL.